questo breve video, della durata di poco più di 3 minuti, abbiamo cercato di offrire sia ai delegati sia ai graditi ospiti, che ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare a questa assise, una fotografia di quello che oggi è la FABI del gruppo Veneto Banca. Una squadra di 41 persone che hanno a cuore la tutela dei diritti e degli interessi delle colleghe e dei colleghi in un'azienda che desiderano divenga sempre più sana e più forte. Per riuscire a leggere e interpretare meglio questa istantanea è utile guardare per qualche istante al passato, riavvolgere il tempo e ritornare per un attimo al 20 maggio 2011, esattamente 3 anni fa. È proprio in quella data che veniva celebrato il primo congresso del coordinamento dei rappresentanti della FABI del gruppo Veneto Banca e che venivano eletti i membri della segreteria e del direttivo della FABI del nostro gruppo bancario. Siamo andati a rileggere i documenti di quell'evento, in particolare la mozione finale con la quale venivano dati gli indirizzi di carattere sindacale a cui i neoeletti e membri degli organi rappresentativi, segreteria e direttivo avrebbero dovuto ispirare la loro attività nei successivi 4 anni. Emergeva chiaramente il desiderio e la volontà di effettuare una vera e propria rivoluzione nel rispetto di uno slogan appositamente coniato per quell'occasione: partecipazione, condivisione, rinnovamento. Tutti noi avvertivamo l'esigenza di cambiare passo attraverso un maggiore coinvolgimento dei nostri iscritti e un nuovo modo di relazionarsi con l'azienda, basato su una maggiore serietà e formalità. La FABI e le altre organizzazioni sindacali, secondo noi, dovevano ottenere maggiore considerazione e rispetto. L'azienda non avrebbe dovuto vedere in esso un ostacolo, ma un'opportunità. Non appena ci siamo rimboccati le maniche tutti e dopo esserci suddivisi i compiti abbiamo immediatamente cominciato a lavorare. C'era molto da fare: potenziare i nostri mezzi di comunicazione, aggiornare il nostro sito internet, sviluppare Parola alla FABI, l'informativa è divenuto un appuntamento fisso per le nostre colleghe e i nostri colleghi, valutare nuove modalità per la diffusione delle informazioni anche attraverso quelle piazze virtuali, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, forse frequentate più dai giovani colleghi ma gradite a un sempre più crescente numero di persone. Tutto quello che è stato realizzato è merito del lavoro di tutti i nostri rappresentanti che, chi più e chi meno, hanno messo a disposizione tempo, idee, entusiasmo e conoscenze. Noi membri della segreteria abbiamo cercato di coglierne i suggerimenti, le proposte e di comprenderne anche le critiche. Forse se ci fossimo rivolte professionisti o costosi consulenti il risultato sarebbe stato migliore, ma avrebbe perso quella genuinità e sincerità che ci ha permesso di essere apprezzati per quello che realmente siamo. Abbiamo dovuto studiare e approfondire molto, in realtà stiamo continuando a farlo, per essere sempre in grado di rispondere alle domande dei nostri iscritti e di arrivare di fronte alla delegazione aziendale, nelle varie trattative, preparati e capaci di formulare proposte intelligenti, concrete, in definitiva poter dare un contributo reale per individuare le migliori soluzioni per il bene di tutti, azienda compresa. In questi 3 anni crediamo di avere fatto bene e i numeri che abbiamo appena visto dovrebbero testimoniarlo. Abbiamo sottoscritto numerosi accordi, non senza difficoltà o momenti di tensione, ma cercando ogni volta di far prevalere la razionalità e il buonsenso. Vogliamo qui ricordare i più importanti: il Veneto Banca, l'accordo sulla previdenza integrativa, l'accordo sul premio di fedeltà, l'accordo sulla ristrutturazione aziendale e la gestione degli esuberi, anche se siamo convinti che non si trattasse di veri esuberi, l'accordo sulla solidarietà difensiva e recentemente l'accordo sulla proroga del CIA al 30 giugno 2015, dopo aver spinto con forza l'inopportuna disdetta unilaterale del nostro contratto operata dall'azienda alla fine del 2012. In Banca Puglia, gli accordi sulla proroga del CIA, l'accordo sulla costituzione della Commissione paritetica sulla formazione, l'accordo sulla solidarietà difensiva e quello sulle polizze assicurative. Nel gruppo BIM i vari accordi sui distacchi e sulle cessioni dei rami di azienda di Sinfonia. In tutte le aziende del gruppo gli accordi per l'accesso ai fondi FBA per la formazione e ultimi, in ordine di citazione ma non di importanza, quelli sul VAT, premio che abbiamo sempre ritenuto fosse doveroso riconoscere a tutte le nostre colleghe e a tutti i nostri colleghi per l'impegno profuso, premio che non potrà che essere erogato anche quest'anno. Conseguire tutto ciò non è stato assolutamente facile. Il contesto in cui abbiamo lavorato, ben noto a tutti voi, è stato contraddistinto da una crisi economica che molti economisti considerano come una delle peggiori della storia, seconda solo la Grande Depressione del 1929. Questa crisi non ha ancora allentato la presa, si è allargata ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi, in larga misura aggravati dalle spese impiegate per il sostegno ai sistemi bancari, particolarmente i paesi dell'Eurozona.
Lo scorso 6 maggio l'OCSE ha presentato le nuove previsioni macroeconomiche. Nonostante l'ottimismo espresso dal governo, esse non appaiono benauguranti per l'Italia. La previsione di crescita del PIL è stata rivista a ribasso dallo 0,6 allo 0,5% e si prevede che nel 2015, secondo l'organizzazione parigina, vi sarà una crescita risicata di appena l'1%. Se si confrontano queste cifre con altri partner della zona euro in difficoltà, è giustificato temere che l'Italia sarà il fanalino di coda della crescita nei 2 anni a venire, come peraltro lo è già dalla metà degli anni 90. Anche il sistema bancario mostra essi locali in segni di cedimento, dato che si fatica a intravedere spirali all'orizzonte, appare indispensabile però mantenere i nervi saldi. Le banche e gli istituti di credito non se la stanno passando bene. La presentazione dei bilanci somiglia sempre più a una sorta di penitenza, con la Consob spesso costretta a intervenire, senza contare i commissariamenti che hanno colpito molte banche negli ultimi 12 mesi. I segnali della crisi non sono apparsi certo come per magia da un giorno all'altro, diciamo piuttosto che la crisi economica ha acuito un problema che, non solo in Italia, veniva nascosto alla base della gestione delle banche. Da anni ormai economia reale e finanza viaggiano su 2 binari paralleli. Alcune banche si sono dimenticate del loro fondamentale ruolo sociale, non investono quasi più nelle famiglie e nelle aziende, mentre investono nei sistemi finanziari complessi, i quali assumono forme che richiamano una ragnatela. Si tratta di strutture delicate in cui è sufficiente che si spezzi un solo filo per far crollare l'intero sistema, provocando danni per miliardi di euro. Ed è proprio quanto accaduto con lo scandalo subprime negli Stati Uniti. In questo scenario anche il gruppo Veneto Banca non è uscito del tutto illeso. La nostra banca è finita sotto la lente della Banca d'Italia, la quale, dopo un'ispezione durata 8 mesi, ha premuto per imporre la discontinuità nel management e una forte ricapitalizzazione, che si è tradotta nella decisione di vendita della controllata BIM, nella conversione del prestito obbligazionario da 350 milioni e in un nuovo aumento di capitale da 500 milioni. All'assemblea dei soci, presenti 5.800, cui se ne sono aggiunti altri 2.500 per delega, è stato eletto ex novo tutto il consiglio di amministrazione. In questa recente assemblea la Favi c'era e si è fatta portavoce di tutti i dipendenti delle società del gruppo Veneto Banca che si stanno preoccupando per il futuro loro e delle loro famiglie. Le regole del sistema bancario fortunatamente non prevedono l'ipotesi del fallimento, ma è evidente che la crisi mette a rischio sia i risparmi, soprattutto quelli depositati nelle banche commissariate, come ad esempio la Banca delle Marche, che la serenità di coloro che nelle banche ci lavorano. Le preoccupazioni aumentano anche perché c'è chi continua a sostenere che nel nostro settore vi sarebbero decine di migliaia di esuberi, un personale obsoleto e secondo questi personaggi pagato troppo. Le pretese soluzioni propongono come sempre la solita ricetta, il costante taglio dei costi attraverso la riduzione del personale e la riduzione del salario aziendale del welfare. L'ABI continua anche oggi a dichiarare l'insostenibilità economica del nostro contratto collettivo nazionale di lavoro e si rifiuta di discutere di efficientamento operativo, di contenimento dei costi del management, 1 miliardo pari al rinnovo del CCNL del 2012, delle consulenze esterne, senza considerare gli aiuti ottenuti attraverso la regolarizzazione delle quote Banca d'Italia e la riducibilità delle svalutazioni dei crediti in 5 anni invece di 18, che ha ridotto il carico fiscale di alcuni miliardi di euro. Sull'evoluzione del negoziato per il rinnovo del contratto si allunga anche l'ombra della riflessione interna d'ABI. Con la prossima assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, prevista all'inizio di luglio, infatti scadono tutti gli organi e le cariche, compreso il mandato del vicepresidente vicario e presidente del Comitato Affari Sindacali del Lavoro Francesco Micheli. Nel mese di maggio il sindacato ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori nelle assemblee che hanno approvato la piattaforma elaborata dalle organizzazioni. La proposta del sindacato si fonda su un progetto per la creazione di un nuovo modello di banca tesa alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, al rafforzamento delle tutele dei lavoratori, al recupero delle professionalità anche attraverso l'eventuale riconversione verso nuove attività e l'ampliamento degli ambiti di applicazione del contratto, estendendolo a tutti i settori produttivi soggetti alla vigilanza di Banca Italia e Consob. Grande attenzione viene dedicata anche alla contrattazione di secondo livello, che ABI invece definisce improponibile, e a tutto quello che riguarda la sfera personale, conciliazioni tempi vita, tempi lavoro, ampliamento banca ore, part-time, obbligo dell'azienda di adeguato preavviso in caso di modifiche dei turni di lavoro,
congedi parentali ad ore e possibilità di usufruire di un'aspettativa retribuita all'80% da restituire poi con trattenute rateali del 20% mensile a rientro in servizio. Una piattaforma che sottolinea la necessità di rivedere anche gli inquadramenti, alcune figure professionali non sono infatti più in linea con le attuali attività, e i modelli innovativi che siano basati sulle esigenze del mercato e non legati a quelle pressioni commerciali che stanno diventando davvero insopportabili. Riflettori puntati anche sui compensi dei top manager, invitati ancora una volta alla sobrietà e a mantenere la loro retribuzione nel rapporto 1 a 20 rispetto a quella media. La trattativa per il rinnovo del CCNL si annuncia pertanto particolarmente complessa e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Cari amici, oggi fare sindacato seriamente, è una missione che richiede dedizione e impegno persino maggiore rispetto al passato. In questo difficile contesto il coordinamento dei rappresentanti della FABI del gruppo Veneto Banca sarà impegnato in trattative complesse, nelle quali l'azienda potrebbe essere tentata di chiedere ancora deleghe al contratto collettivo nazionale, tentando così di violarne l'essenza stessa. È proprio nei gruppi bancari che si combatteranno molte delle più importanti battaglie e le nostre organizzazioni sindacali non potranno assolutamente perderle, perché a pagarne le conseguenze sarebbe l'intera categoria. La nuova segreteria del coordinamento dei rappresentanti della FABI del gruppo Veneto Banca, che sarà espressa da questo congresso, dovrà proseguire l'attività sindacale con coerenza, costanza e concretezza, così come riteniamo si sia fatto negli ultimi 3 anni. Essa dovrà essere in grado di sviluppare idee e iniziative, condividendole con le altre organizzazioni sindacali per trovare i necessari punti di convergenza e in questo modo presentarsi alle trattative con un'unica voce. Per vincere non basta essere uniti, non è sufficiente sedersi intorno a un tavolo. Occorre essere aperti e disponibili a confrontarsi con gli altri per concordare con lungimiranza gli obiettivi e le strategie. Tuttavia, se qualche altra organizzazione sindacale non si impegnasse sufficientemente nell'opera di conversione unitaria, la FABI non dovrà aver paura di far valere le sue ragioni, che altro non sono che le ragioni dei colleghi che rappresenta. Dovrà continuare a stimolare le discussioni su tematiche quali il clima aziendale, la formazione, la sicurezza, la previdenza integrativa, i giovani, le pari opportunità, sulle quali le nostre colleghe sindacaliste della FABI riunite nel Dipartimento Personale Femminile e Pari Opportunità FABI del gruppo Veneto Banca hanno sviluppato un intenso dibattito che ha portato alla progettazione di numerose iniziative, tra cui la realizzazione di un questionario che molto presto verrà sottoposto alle lavoratrici e lavoratori. Uno dei principali obiettivi dovrà inoltre essere la verifica del puntuale rispetto degli accordi e delle norme contrattuali vigenti. Il mancato riconoscimento degli inquadramenti, della differenza di livelli, i trasferimenti senza rispetto delle regole sui termini di preavviso non possono più essere tollerati. L'azienda dovrà rispettare le norme così come essa stessa lo richiede ai propri dipendenti. Se vorrà guadagnarsi la loro stima e il loro rispetto, dovrà essere la prima a dare conto. Tutto il settore bancario è investito da un frequente calo di fiducia ed è necessario ritrovare un punto di incontro nel rispetto dei singoli ruoli e interessi, rasserenando gli animi e restituendo tranquillità professionale e personale. Al nostro nuovo consiglio di amministrazione, da poco chiamato ad amministrare la nostra banca, ci permettiamo di suggerire di ricercare il giusto mix tra il business e l'etica, sapendo coniugare gli elementi di natura strettamente economica con la sensibilità sociale e ambientale e costruendo una relazione con i clienti interni dipendenti ed esterni, clienti e istituzioni, basata su correttezza e trasparenza. Anche per questo motivo abbiamo voluto invitare 2 persone che saranno in grado di integrare questa nostra relazione, spiegandoci come consulenti, banche e risparmiatori possono incontrarsi in modo consapevole e come le aziende possono avvalersi di strumenti di rendicontazione che consentono loro di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la legittimazione sociale, giusta premessa per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo. Vi ringrazio per l'attenzione con cui avete ascoltato questa nostra relazione e vi auguro, a nome di tutti i membri della segreteria uscente, un buon congresso.